Allora, eccoci qua, buon pomeriggio, buona live a tutti quelli che entrano man mano. Questa è una live di cartomanzia in compagnia del maestro Clez, Antonio di Avella. Allora, gentilmente fate domande sensate che hanno un senso. Accettiamo telefonate, non commenti, perché i commenti sono disattivati. Quindi per coloro che vogliono una mia consulenza solo telefonicamente, il numero di telefono lo trovate su Google, scrivete il maestro Cleo su Google e vi esce il mio numero di telefono. Poi man mano durante il corso di questa live io vado a ricordare il numero di telefono. Accettiamo telefonate solo di persone di una certa età, persone che sono consapevoli di quello che chiedono. Non accetto telefonate di ragazzine che fanno domande assurde, sciocche, mi vuole bene, non mi vuole bene, mi tradisce, non mi tradisce. Gentilmente, voi tutti con queste domande sciocche, a quest'ora ci sono tanti bravi cartomanti a poter soddisfare le vostre esigenze. Qui in questa mia live solo persone adulte, persone che hanno dei seri problemi da risolvere o da controllare. Sono a vostra completa disposizione. In questa live non dovete fare nessuna donazione, non si fanno donazioni, non si paga niente. Se volete potete fare tap tap per regalarmi i cuoricini, per aumentare il numero dei mi piaci. Quindi questa è l'unica cosa che potete fare se ve la sentite, se la coscienza ve lo dice. Perché visto che non vi chiedo donazione, non dovete pagare niente, il minimo che potete fare è quello di fare tap tap per regalare i vostri cuoricini ed condividere questa mia live con i vostri amici, sempre che vi faccia piacere. Quindi per tutti quelli che vogliono salutarmi lo potete fare solo ed esclusivamente telefonicamente parlando. Spostiamoci un attimo ai messaggi su YouTube. Ciao Francesco, vabbè, non mi hai mandato il WhatsApp però Francesco. L'altre volte me l'hai detto tramite WhatsApp, vediamo, non vedo un tuo WhatsApp. Ah, no, ecco qua, colpa mia, Francesco. Allora, Francesco, subito esco ed entro, non ci sono problemi. Mi dispiace di non averti letto, va bene? Subito, allora, usciamo un attimo ed entriamo. Il tempo di mettere il moderatore perché mi dovete perdonare. Ok, usciamo un attimo dalla live, Francesco. Allora andiamo subito. Io esco un attimo ed entro perdonami, ma non avevo letto in tempo. Chiedo scusa ai nostri spettatori, il tempo di inserire il nostro moderatore.
Eccoci qua. Allora, eccoci qua. Perdonatemi, scusatemi tanto, ma non avevo letto il messaggio dell'amico Ciccio che mi fa gentilmente da moderatore nelle mie live quando c'è tempo e possibilità. Va bene? Allora, eccoci qua di nuovo in live. Ripeto, in questa mia live gentilmente. Buon pomeriggio, Ciccio, scusami. Allora, in questa mia live, dicevo prima, poc'anzi, non sono accettate telefonate di ragazzine con domande shock. Quindi voi ragazzine, gentilmente andate a chiedere ai cartari che a quest'ora sono in live, quelli vi accontentano e vi fanno felici. Quindi in questa mia live accetto solo telefonate di persone adulte di una certa età, di persone con problemi da risolvere o da capire come poter avere un aiuto. Va bene? Detto questo, il numero di telefono è quello che vedete nei commenti che il nostro moderatore vi pubblica ogni volta. Allora, Angelo Ferrara, buon pomeriggio Cleo, saluti alla Marta, grazie Angelo, un abbraccio forte a te Angioletto, a te e tutta la tua splendida famiglia. Allora, vediamo di entrare nel vivo di questa live. Vi ricordo che sottoscritto riceve anche da vicino in provincia di Caserta. Per avere un appuntamento da vicino bisogna fissare appuntamenti tramite WhatsApp o tramite telefonate. Pronto? Pronto? Sì, salve. Buonasera maestro. Buonasera, prego. Volevo sapere qualcosa un po' sul mio matrimonio. Sì, qual è la domanda? Ci sono molti bassi, quindi capire un po' quale sarà la fine, la fine o il continuo. Mi dici quanti anni c'hai, che segno sei? 43 Leoni. E la tua lei? 43 Sagittario. Da quanti anni siete sposati voi? 15 anni. Vediamo subito. Allora, da questo momento fermami quando lo desideri, va bene? Sì. Basta. Perfetto. Allora, mi ascolti? Sì. È un rapporto con troppe abitudini. Sì. È diventato un rapporto così stabile, sì, che ognuno di voi è in cerca nell'altro, è in cerca di novità, di sensazioni diverse, diciamo così, va, per capirci. Sì. Quindi il discorso, il consiglio che ti do di organizzarti mentalmente è di cercare di portare questo rapporto alla stabilità. Organizzi un piccolo viaggetto, che ne so, cerchi di stupire la tua donna, cercare di stupirla magari con un viaggetto, oppure ya te vendi in albergo, cioè cambia un pochettino le tue solite giornate, i tuoi soliti momenti,
perché qua mi sembra un cimitero. Sì, è vero. Lo so che è vero. Sì, avete perfettamente ragione. Quindi devi organizzarti, costa quello che ti costa, cerchi di stupire la tua donna perché sei ancora in tempo. Organizza un piccolo viaggetto, a volte non basta tanto, basta quel poco per Sì. far capire che non sei quello che si pensa, capito? Va benissimo, vi ringrazio. Ti abbraccio. Buonasera. Buonasera. Ciao Emma, Sherry. Buon pomeriggio anche a te, un bacio. Pronto? Pronto? Sì? Sergio, ho visto questo numero su TikTok, sto seguendo la diretta. Sì? Prego. Niente, come funziona? Come funziona? Non ho capito cosa intendi. Ci fanno domande, insomma, guardate che vorrei fare una domanda. Qual è la tua domanda? Niente, vorrei chiedere, dato che ho una storia un po' complicata, volevo chiedere, diciamo, se ci fosse un ritorno. Vediamo subito. Da quanto tempo è andato via questa persona? Allora, da gennaio, febbraio, però comunque abbiamo un rapporto che non è finito del tutto, solo che diciamo non abbiamo più una relazione, insomma, come prima. Vediamo subito. Dammi la tua età e il tuo segno. Allora, io sono del 3-7-94, cancro. Sì. E lui? Lui è 18-8-63, Leone. Diciamo che siamo stati 7 anni assieme, convivevamo proprio nella stessa casa, però adesso abbiamo 2 case diverse. Vediamo. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Ora. Perfetto. Allora, voglio specificare una cosa molto importante a tutti, però, a tutti voi. Questa non è una live dove vi dicono c'è una fattura, un'altra donna ha fatto una fattura per allontanarti, cioè, è una live seria, una live molto professionale, e se c'è qualcosa che non va, tipo negatività, fatture e malocchi, certamente non ne parlo in questa live, ok? Quindi aprite gli occhi e non fatevi fregare da nessuno. Diciamo, come lo faccio io a sapere questa cosa? Ti sto spiegando, perché io ho già capito attraverso la tua... Allora, te voglio solo informarti che stai parlando con un veggente. A me delle carte poco me ne frega. Quindi già attraverso la tua voce io ho capito il tuo problema, perché tu sei così impressionata che qualcuno abbia potuto allontanarti quest'uomo, perché così t'hanno detti altri cartari, altri farabutti, ladri e impostori, e quindi te l'hanno fatto credere e tu ti sei cascato con la testa nella gabbia. Io ti dico viceversa, poi puoi credermi, non puoi credermi. Io sono una persona che cerco di fare il mio lavoro con alta professionalità. Quindi non c'è nessuna fattura, non c'è nessuna negatività, non c'è nessun malocchio. Questa persona che si è allontanato per vari motivi. Il primo motivo è quello caratteriale tra di voi, perché tu c'hai un carattere e lui ce n'ha un altro. Quindi, come? Bravissimo, è questo proprio il primo problema. Ah, tu ti pensi che io stavo qua a vendere i carciofi? È caduto, attaccato forse. La signorina pensava che io stavo qui a vendere i carciofi.
Quindi è un fatto caratteriale che tu lo vuoi legare a te, lo vuoi far scemonire a te e lo vogliamo legare a te, io sono disponibile, a disposizione, ma non vi hanno fatto niente. Pronto? Abbassi il volume per piacere. Devi abbassare il volume del telefonino. Vabbè, ciao, arrivederci, ciao. Io subito attacco, non ho tempo da perdere. Allora, ritornando a quella di prima, hai capito, gioia mia? Non c'è nessuna fattura, non c'è niente. Che lo vuoi legare a te, io posso legartelo. Mi chiami in privato e ne parliamo. Pronto? Pronto? Devi abbassare il volume del telefonino. Ok, fatto. Prego, Okay. prego. Ok, ecco, mi chiamo Alessandra, volevo sapere, io sono nata il 13/01/68, volevo sapere se troverò l'amore. Senz'altro. L'uomo della mia vita, se lo troverò. Vediamo subito. Ciao Massimo, buon pomeriggio. Fermami quando vuoi. Ok. Basta, stop, grazie. Oh, perfetto, un attimo. Allora, vediamo cosa dicono le carte per te. Tu qualsiasi persona incontri, tutto finisce all'improvviso. Sì. È vero questo? Sì. Senza alcun motivo svanisce il tutto. Esatto. Eppure sei una bella donna, non sei da buttare via, ma non ti dai una ragione per quale motivo succede tutto questo. Perché tu ti metti con una persona senza un valido motivo, all'improvviso ti lascia. Ti metti con un'altra persona e senza un motivo succede la stessa cosa. Il motivo è che è in corso, ecco, quando c'è qualcosa lo diciamo, quando non c'è niente, non c'è niente. Tu sei vittima di una forte negatività come tipo malocchio che non ti fa trovare, meglio dire, pace e serenità nel rapporto sentimentale. Quindi, finché è in atto questa forte negatività, purtroppo non incontrerai mai la persona adatta perché ti vedono davanti agli occhi tutto diversa. Sono stato chiaro? Sì, chiarissimo, grazie. Arrivederci. È stato gentilissimo. Prego, arrivederci signora. Arrivederci. Ecco qua. Io leggo le carte, amici, leggo le carte, non sto qui a dirvi bla 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 o a tirarvi le parole dalla bocca. Pronto? Sì, buongiorno, maestro Cleo. Sono io, salve. Vorrei fare una domanda, se è possibile. Come no, prego. Allora, siccome il mio compagno è allontanato, sono 20 giorni da lì, però chiedo informazioni alla cognata. Cioè, tramite lei. Poi stamattina la cognata mi ha chiamato, ha detto un messaggio da parte di lui, e ha detto che ti ama, gli manchi e cose varie. Comunque vorrei sapere se ritorna. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Io 42 pesci, lui 44 gemelli. Fermami quando vuoi. Si fermi. Allora, da questo momento in poi ti prego di stare zitta
e parli all'ultimo, ok? Ok. Andiamo a vedere le carte cosa ti dicono. Allora, io ti dico che questa persona sta attraversando un periodo di ansietà, quindi un periodo di ansia ed vuole, allora lui ci tiene a te, ma vede in questo rapporto troppo pesantezza per lui, diciamo così per intenderci. E quindi questa pesantezza di tutto quello che lo circonda intorno a te lo porta all'esaurimento, all'ansia, al nervosismo. E quindi praticamente lui preferisce essere libero perché è uno spirito libero, non ama portare i pesi sulle spalle. Quindi tutto questo lo porta in uno stato di angoscia. Quindi io ti dico che lui ci tiene a te, ma ha come attualmente un blocco di farlo tornare da te. E allora alla fine... Sono stato chiaro? Non ho capito. Sono stato chiaro, dico? No, alla fine ritorna o non ritorna. Alla fine, anche se torna con la stessa capa. Dopodiché torna di nuovo. No, lei lo vedi di ritorno. Il ritorno attualmente io non lo vedo, ma perché è incerto, c'ha una certa incertezza. Ma se proprio dovrebbe decidere, torna poi per andare di nuovo via. Quindi, questa è la visione delle carte. Sì, no, io leggo le carte, signora. Questo qua che mi sta dicendo adesso, l'ultimo appunto. Attenzione, questa qui è la verità, se mi volete credere. Se poi volete credere a qualcun altro che va e dice sto fatturando, credete a quelle che ve l'hanno detto, va bene? No, io non ci credo a queste vecchia barzelletta, signore. io non ci credo proprio. Arrivederci. Arrivederci. Signore non ci crede, che mi ha chiamato a fare? Se non ci crede, che mi ha chiamato a fare? Ai ai ai. Ai ai ai. Ragazzi, io fesse non lo so fare. L'ignorante non lo so fare. Che devo fare? Pronto? Pronto, buongiorno. Salve. Ciao, ascolti, vorrei solo sapere se avrò un bambino. Senz'altro. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Ne ho 39 e sono del Capricorno. Perfetto. Fermami quando vuoi. Sì. Ok, perfetto. Dopo vi devo raccontare un po' a tutti una storia che mi è stata raccontata oggi, stamattina meglio dire. Non per questo periodo, però avrai la gioia. Ok? Ok. Buona giornata, perfetto. Arrivederci. Arrivederci anche a lei. Mettiamo il telefono fuori posto, se no è umanamente impossibile per parlare. Un attimo solo, riposiamoci un po', vi dico una cosa importante. Allora, mi chiama una signora stamattina piangendo e mi dice: maestro, mi dovete vedere un po' perché io ho vari problemi hanno trovato dei noduli
alla tiroide e così via, quindi ho vari problemi di salute, però io ho chiamato una persona su TikTok e mi ha detto, perché io sto a piangere da ieri, che mi hanno fatto una fattura e che se non me la tolgo posso morire. Io da ieri che me l'ha detto questa persona sto piangendo da ieri e non mi reggo in piedi. Lei può controllare se veramente, ma vi rendete conto? Cioè ragazzi, ma ci rendiamo conto? Sono persone che vanno arrestati, denunciati. Questa persona l'ho dovuto tranquillizzare perché non c'è assolutamente niente. Ho detto vai dal medico, segui le cure del medico, è l'unico che ti può salvare, è il medico. È chiaro? Ci rendiamo conto, dico? E vabbè. Mettiamo il telefono a posto, linee libere, chi vuole parlare con me lo faccia in questo momento. Buon pomeriggio Valeria, buon pomeriggio. Pronto? Sì, sono la ragazza di prima, mi è caduta la linea mentre stavamo parlando. Sì, abbassi il volume però del telefonino, eh? Hai capito che ho detto? Allora, prima mi avevate detto che ci siamo separati per motivi caratteriali. Sì, lui c'ha un carattere, tu ce n'hai un altro, caratterialmente. Questo è uno dei primi problemi, diciamo, va? Per intenderci, capito? Quindi lui è come se si sia bloccato psicologicamente. E io ti dicevo, non c'è niente di niente, non c'è nessuna fattura in corso, non c'è nessun malocchio in corso, non c'è assolutamente... Non ho mai pensato questo, non ho mai pensato. Io ti sto a dire le cose come stanno. Quindi questo è il problema. Il ritorno di lui, io al momento non lo vedo. Al momento non lo vedo. È chiaro? Ma non so se ci sia qualche altra donna, magari di mezzo. No. Amica mia, io ti sto a dire la verità. Non c'è assolutamente niente, è lui che si è bloccato psicologicamente perché caratterialmente lui non si sente a suo agio perché non è la prima volta che fate confusione. Chiaro? Allora, il discorso, io l'unica cosa che potrei fare, se tu consulti il tuo cuore e ci tiene a sta persona, lo possiamo legare a te per portarlo a te, sempre se ci tiene. Se no, lascia perdere e aspetti un giorno che sta persona ci possa pensare. No, ma il problema è che comunque noi ci sentiamo tutti i giorni. Sì. E perché non torna? Questo è il problema. E te lo sto a dire, scusami. Certo, no, ma legarlo a me, diciamo, in un modo artificiale, tra virgolette, non è artificiale. Non è artificiale, perché artificiale fosse nel momento che tu incontri una persona al supermercato e mi dici Cleo, voglio quella persona che sia mio. Ma qui stiamo parlando di una persona che ha avuto un rapporto con te, o l'avete avuto artificiale questo rapporto? No, assolutamente. E allora non è niente di artificiale, allora è tutto reale. Ciao Sergio, va bene? Sì, certo. Arrivederci allora, arrivederci. Ciao. Allora, eccoci qua. Ciao Sergio, stai dalle mie parti. Buon lavoro allora. Stai lavorando.
ma non leggo da lontano, ragazzi. Letizia, buon pomeriggio, carissimo maestro. Ciao Letizia. Allora. Pronto? Ciao, pronto maestro Cleo, buonasera. Buonasera. Allora, volevo fare una domanda, volevo sapere se aspetterò un bambino il prossimo mese oppure in questo anno. Allora, tieni presente che non sono un medico, però, eh? Ok. Quindi quello che ti dico non lo prendere sul serio. Noi andiamo a vedere cosa ci dicono le carte. Tutto sì. qua. Io ho 22 anni del segno Scorpione e lui 27 segno Ariete. Fermami quando vuoi. Ok. Stop. Mi esce il successo nel corso di quest'anno. Capito? Ok. Quindi occhio, fa attenzione perché c'è qualche piccolo problemino da risolvere. Sì, infatti sono già sotto cura, quindi tutto a posto. Va bene. Ok, grazie mille. Arrivederci. Ciao. Vi ricordo che esiste il bene, esiste il male, esistono le energie positive, esistono le energie negative. Ok? Quindi non... Pronto? Buonasera, vorrei parlare con il maestro Cleo, possibile? Sono io, salve, mi dica. Senti, vorrei sapere sull'amore. Sì. Se trovo una persona. Sono Ariete 61. Perfetto. Mi fermi quando vuole, grazie. Ok. Stop. Perfetto. Sì che troverai la persona per te. Non passerà il mese di agosto che incontrerai la persona ideale a te. La ringrazio. Grazie Di mille. niente, arrivederci signora. Allora andiamo a mettere di nuovo il telefono fuori posto perché sennò non si può parlare, ne siete tanti, tutti chiamate e io non posso più parlare. Allora voglio un attimo spendere qualche parola e farvi capire alcune cose, quindi tra poco andiamo a rispondere di nuovo in diretta. Allora, miei cari amici, esiste il bene, esiste il male, esiste nostro Signore Gesù Cristo ed esiste il diavolo. Lo dico sempre, perché dico queste cose? Se esiste il diavolo ed esiste Gesù, il diavolo sta a vincere su Gesù. Di quello che si sente in giro, ieri la mamma che ha ammazzato quella piccolina, pace all'anima sua, figli che ammazzano i genitori, donne che vengono uccise giorno per giorno. Cioè, questo fa parte del diavolo, di Satana. Ciò vuol dire che il male è più del bene.
Gesù si sta è un po' sbadato in questo periodo. E allora forse sarà perché noi umani ci stiamo allontanando pian piano dalla fede, dalla preghiera, quindi non si prega più, non si va più in chiesa, siamo diventati animaletti. Il mondo si sta trasformando, quindi il male, la cattiveria è ovunque. Non si può parlare più con nessuno perché tutti hanno ragione. Tu parli con uno, ha ragione, parlo con un altro, ha ragione. La cattiveria ha preso possesso dell'essere umano. La cattiveria. Quindi Satana ha quasi vinto. Chiaro? Ha quasi vinto con il male. E Gesù che sta facendo? Si è preso le ferie, probabilmente. Quindi si è messo il Covid, giustamente, ottima osservazione dell'amico Ciccio. Il Covid ha trasformato le persone, l'ha incattivite. Amici, non ho parole. Ecco perché ricordatevi sempre, ognuno di noi ha un inizio e una fine. Non siete immortali, chiaro? Siete comuni mortali. Come muoio io, morite voi. Come tu sangue e tu sangue pure voi. Quindi la cattiveria a che serve? Essere cattivi a che serve? Vi rendete conto? Allora, vi dovete dare una calmata e ogni tanto pensate che dovete morire e quando siete morti non ci siete più, un'altra occasione non c'è. Godetevi la vita con la pace e con la serenità e buttatevi la cattiveria che è nata dentro di ognuno di voi. La cattiveria non serve a niente. Andiamo a mettere il telefono a posto e poi magari più in là andiamo di nuovo a parlare di qualche altra cosa. Linee libere. Pronto? Maestro, buonasera. Buonasera a voi. Maestro, le volevo chiedere una cosa. Quando finirà questo periodo buio? Sì. Dovuto a che cosa? Non ho capito, signore. State attraversando un periodo buio. In che senso? Amore, fortuna, che cosa? Economico. Ma voi lavorate? A volte sì, a volte no. Perché Ma il mio compagno. Perché i soldi vengono dal lavoro. Se uno non lavora, i soldi non entrano. È così semplice. Vediamo se vi riprendete un po'. Quant'anni avete? Che segno siete, per piacere? Vergine, 53 a settembre. Allora, fermatemi quando lo desiderate, grazie. Grazie. Mi dovete fermare, signore? Va bene, maestro, va bene. Ok.
avete passato nella vostra vita tanti brutti momenti. È vero, dottore, è vero. La perdita di una persona cara che avete voluto tanto bene. È vero. Allora, ci sarà una ripresa iniziando già a partire da settembre in poi, però fino a settembre, signora, non cambia niente. Da settembre in poi le cose cominceranno ad andare in un verso giusto, vedo anche qualche entrata di più economicamente ed ci sarà un ottimo cammino. Notizia in arrivo da parte di una persona di nome o Luigi o Gigino, dipende uno po' come chiama. Ah, notizie buone, dottore? Sì. Ok? Va bene, grazie mille. Arrivederci. Come sempre unico, grazie. Grazie. Allora. Pronto? Abbassi il volume del telefono, grazie. Sì, pronto, buonasera. Buonasera a lei, prego. Sì. Ascolti, io la chiamo per mio fratello. Sì. Volevo sapere se trova un amore. Se suo fratello trova un amore. Sì, è finito una relazione, ha un bambino. Vediamo subito. Quanti anni ha suo fratello? Che segno è? 40. Il 5278. Perfetto. Da questo momento mi fermi quando vuole, signora. Ok. Stop. Perfetto. Suo fratello, signore, è una bravissima persona ed ha passato dei brutti momenti con questa divisione. Sì. Ha versato delle lacrime. Sì. Ed ha perso proprio la fiducia nell'amore. Vero. Quindi lui è totalmente bloccato, chiedo scusa. Ha bloccato, cioè come ha bloccato? Non capisco. Mi stia a sentire. Sì. Lei mi ha chiamato per sapere o per verificare? Sì. Capito cosa voglio dire? Lei mi ha chiamato per sapere o per verificare quello che gli hanno detto, se corrisponde lo stesso con quello che le dico io? Sì, ecco sì. Signora bella, io faccio sto lavoro da 45 anni, 45 anni, 45 anni. A lei le hanno detto che a suo fratello gli hanno fatto una fattura, perciò non si mette con nessuno. È vero o sto a dire bugie? Sì, è vero. Ah, è vero. E mo lei a chi vuole credere? A me o a quello che gli ha detto che hanno fatto la fattura? No, a lei.
Suo fratello non c'ha niente, signora. Suo fratello, abbassi il volume del telefonino, se no non la sento, signora. Suo fratello non ci hanno fatto niente, suo fratello è solo bloccato per quello che gli è successo, ha subito questa delusione che la moglie, diciamo, la moglie, la compagna l'ha lasciata, e lui ci è rimasto talmente male che è andato in depressione, quindi di donna non ne vuole proprio sapere più, ha avuto questo blocco, non fattura, blocco, Bravo, bravissimo. che volendo si può intervenire per sbloccarlo, come no? Si può intervenire, ma non ci hanno fatto niente, è solo bloccato psicologicamente, perché mai e poi mai si avrebbe aspettato quello che è successo. Vero, bravissimo. Ah, bravissimo, Vero. signora. Sì, No, bravissimo. Perché non l'avete detto all'altro che vi ha detto che c'ha la fattura, che bravo. Purtroppo dicono così. Ah, ecco. Una persona sincera, giustamente. Chiamate gli altri su TikTok, fatevi fregare, non vi preoccupate. Ha ragione. Quindi un aiutino lo può avere mio fratello a sbloccarsi? Sì, un aiuto per sbloccarsi, sì. Per sbloccarsi, sì. Per farlo avere più fiducia in se stesso e più fiducia nella vita. Questo sì. Esotericamente parlando si può intervenire, ma non altro, ripeto, perché non c'ha niente. Io penso che mio fratello è ancora innamorato di quella donna, sì. mamma di suo figlio. Sì, signora, per forza. Se no non si sarebbe bloccato. Ok? Ok, la ringrazio, bravissimo, gentilissimo. Grazie, arrivederci, signor, grazie. Vedete? Ma ho due sole cose: o sono troppo scemo o sono troppo onesto. Pronto? Pronto? Salve. Salve, buonasera. Buonasera. Prego. Volevo fare una domanda. Prego. Volevo sapere se torno insieme al mio fidanzato, al mio ex fidanzato. Da quanto è andato via? 1 mese e mezzo circa. Allora, quanti anni c'hai te e quanti anni c'hai lui? Io 34, lui 28. Segno zodiacale tu e lui? Io Capricorno, lui Scorpione. Vediamo, fermami quando vuoi. Sì. Stop. Ok. Allora, miei cari amici, ma con questo non è che sto a dire che non esiste la fattura, non esiste il malocchio. Esiste la fattura, esiste il malocchio. No, non ce lo sto parlando in generale. Esiste il malocchio, esiste la fattura, ma se ci sta, se esce, lo dico. Se non esce e una persona sta bene, perché rovinarla psicologicamente solo per fregare i soldi a una persona? Allora, io al momento un ritorno non lo vedo, perché c'è una persona che ti è di malafede, quindi qualcuno che mette il male tra te e lui. La famiglia. L'hai detto. Io dico il peccato, non il peccatore. Ti risulta? Sì. Tutto qua. Quindi non c'è un ritorno? Da solo il ritorno non lo vedo. Se vuoi una guarigione in questo ritorno, rivolgiti a qualcuno e si fa qualcosa per farlo tornare. Tutto qua. Ho capito. Va bene, arrivederci. Va bene, arrivederci, grazie, buona serata. Buona serata. Vi ricordo che il sottoscritto riceve in provincia di Caserta da vicino e mi reco a domicilio in tutta Europa.
Pronto? Allora, Sì, chi dice? buonasera maestro. Buonasera, un attimo solo, scusa. Sì? La linea è sempre occupata. Scusami, carissimo amico o amica, se vede che il telefono squilla è chiaro che la linea è sempre occupata. Se ci vuole fortuna per parlare con me, se no si paga 30 euro in privato, riservatamente, e parlate con me. Chi bello o pare che sti pena da te. Pronto? Sì. Prego. Sì, maestro, niente, volevo sapere come andrà il rapporto tra me e il mio compagno. Come andrà il rapporto tra te e il tuo compagno? Mi dici quanti anni c'hai? Io sono 33 e lui 43. Il segno? Sagittario, Capricorno. Mi dici da quanto tempo state insieme? 14. Fermami quando vuoi. Ok. Perfetto, un attimo solo, il tempo che preparo la lettura. Troppe promesse non mantenute. Capito? Mi senti? Sì? Mi senti? Sì? Hai capito che ho detto io? Sì. Troppe promesse non mantenute tra di voi. Vedo troppi disagi in questo rapporto, alti e bassi, con un po' di bugie in circolazione. Quindi questo è un rapporto che va preso per portarlo a una stabilità, perché ognuno di voi tira la corda per sé. Sono stato chiaro? La signora non vuole sentire le verità, attaccato. Vedete l'educazione, la cattiveria dove sta? Allora, beato chi vi truffa, beato chi ve lo fa così, beato chi ve lo fa così. Pronto? 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 Sì, abbassi il volume per piacere. Salve. Salve. La signora di prima attaccata perché non vuole farsi cacciare le corna fuori. Dice, questo sta a dire verità, mo sanno tutti i cacchi miei. Non chiamate quando non volete farvi scoprire, chiamate ad altri o chiamatemi in privato, così nessuno saprà mai i cacchi vostri. Pronto? Ditemi, signora. Allora, io volevo sapere di me e mio marito, è un po' di tempo che è strano. Sì. Questo... Quanti anni tiene tuo marito? Quanti anni tieni tu? Allora, mio marito ne ha 44 e io ne ho 49. Uh-huh. Segno zodiacale te, segno zodiacale tuo marito? Mio marito è Toro, io sono Scorpione. Perfetto. Da quanti anni siete insieme? 20 anni. Abbiamo 2 figli. Perfetto, ok. Allora, gentilmente, da questo momento in poi, fermami quando lo desideri. Uh-huh. Ok. Un attimo solo.
Allora, ascoltami bene. Tanto per cominciare, non c'è nessun'altra donna. Meno male. Questa è una gran cosa al mondo d'oggi. Brava, hai detto una santa cosa. Quindi, perché c'è troppo schifo in giro, scusando la parola. No, hai detto una cosa bene, figurati. Anzi, l'hai detto troppo pulita. Allora, un'altra donna non c'è assolutamente. Quello che c'è tra di voi è solo stanchezza e le solite giornate tutto uguale. Chiaro? Quindi io dico sempre, quando si sta insieme per lunghi anni, matrimonialmente parlando, e non si fa niente per alimentare la fiammella dell'amore, delle novità, è chiaro che il rapporto avrà un calo netto. Quindi è un periodo, lui è stanco per ora, sì, perché lavora, è stanco, stressato. Sì, ma torna a casa, la fotografia è sempre la stessa. No, vai tranquillo, sono io magari che magari mi faccio il flash. No, ma te l'ho detto, lui è tranquillo, solo gli porto questo senso di stanchezza, tu dici lavorativo anche, però torna a casa la sera, trova sempre la stessa foto con la stessa cornice, mai cambiato la cornice, mai cambiato il vetro e quindi si vede sempre lo stesso schermo. Hai capito? E quindi che dobbiamo fare? E quindi devi trovare tu il modo di farti vedere diversa, che ne so, se non siete mai andati a mangiare una pizza, tanto per dire una stronzata, dove mangiare una pizza. Sì, Organizzato qualcosa insieme, una cena, una cosa, a luna di candela. Devi trovare delle novità, perché la vita qua già è un casino, figurati un po' se uno si addormenta. Capito o no? Qua la vita c'è difficile. Poi ci cominciamo a mosciare pure, stiamo a posto. Quella è la stanchezza. L'importante è che non c'è niente, va di altro. Questo ora piano piano lo risolviamo. Non c'è niente, ma cerchi di vedere che devi fare, se no sa da trovare. Ok? Va bene, grazie mille. Ciao, ti abbraccio, ciao. Ciao. Luca Pucci. Buon pomeriggio Luca, sempre a tua disposizione. Salutiamo l'amico Luca. Pronto? Buonasera, prego. Buonasera, sono Domenico. Vorrei fare un consulto, se è possibile. Come no? Dimmi, Domenico. Niente, vorrei sapere fra io e la moglie, la compagna, la moglie, ecco. Sì? Diciamo il nostro rapporto. Si andrà avanti? Sì, se va bene, ecco, questo. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Allora, io sono Capricorno, sono del 2 gennaio del 76. E lei? E lei è del 17 dicembre 86. Da quando state insieme voi due? 14 anni, se non mi sbaglio. 14 anni e mezzo, una cosa del genere. Vediamo, fermami quando vuoi. Va bene così. Ok. Oppure se c'è qualcuno che mette gli ostacoli, visto, no? Vediamo le carte cosa dicono, tranquilla. Grazie, maestro. Prego. Siete solo una coppia molto invidiata e ostacolata dall'invidia e la cattiveria degli altri. Questo è vero.
molto vero, anche perché visto prima c'avevo un lavoro, l'invidia della gente l'ho perso anche. Ecco, non riesco a trovare un lavoro. Quindi il discorso è che a livello di coppia io non vedo nessun tipo di problema, anzi vedo molto uniti. Sì, abbastanza. Oddio, le chiacchiere succedono in ogni famiglia, in ogni coppia. Sì. Però, alti e bassi, normali, sì, però... no, vi vedo molto uniti, vedo un bel cammino di coppia. L'unica cosa, ripeto, è questa crudeltà degli altri che tirano calci. È vero questo. Ma a livello lavorativo ha visto qualcosa? A livello lavorativo ti dico che è in arrivo qualcosina entro e non oltre tutto il mese di luglio. Cioè, non ho capito, scusi. Entro e non oltre il mese di luglio. Ah, grazie. Vedo una novità lavorativa. Ok, grazie assai, grazie. Arrivederci. Buonasera a lei, maestro. Grazie. Buonasera. Ecco. Vi ricordo che io ricevo da vicino, mi reco a domicilio in tutta Europa ed effettuo consulti in privato riservatamente senza limiti di tempo e il costo è di 30 euro. Pronto? Pronto? Salve. Salve. Ho visto la diretta su TikTok. Siamo qui, siamo in diretta live, mi dica. Volevo sapere se mio marito usciva del carcere. Vediamo. Quanti anni c'ha suo marito? 29. Del segno? Pesce. Mi fermi quando vuole. Va bene. Va bene così? Sì. Ci sono molte possibilità che esca quanto prima possibile perché mi esce la carta del successo, ma devono un po', perché c'è qualcosa che non va, che i legali stanno cercando di mettere in chiaro. Sì. Le risulta? Sì, domani c'è il processo. Come faccio per saperlo io? Sì. Auguri per suo marito che uscirà presto, non si preoccupi. Grazie. Arrivederci signora. Arrivederci. Allora, vi ricordo che mi occupo di legamenti e ritorni d'amore per coloro che che vogliono far tornare il proprio innamorato. Pronto? Pronto, buonasera, salve. Buonasera. Vorrei sapere per domani dovrei ricevere una risposta di una riunione internazionale, l'ho trovata già la settimana scorsa, e quindi domani si dovrebbe avere questa, risposta definitiva. Vediamo se è positiva o negativa? Sì. Chiediamo alle carte. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Ariete 42. Mi fermi quando vuoi, grazie. Perfetto. Pronto? Sì, un attimo. Sto valutando. Allora, soluzione gioia, nei pensieri arrivo. Allora, per me la risposta è positiva. Ok, grazie. Auguri. Grazie. Prego. Telefono fuori posto. Ecco qua, se non posso parlare, subito sono il telefono. Ne siete troppi. Allora, un attimo solo. Volevo ricordare a tutti quanti voi che
mi occupo di legamenti e ritorni d'amore per chi vuole salvare il proprio matrimonio, per chi ha paura che il proprio compagno ci abbia un'altra donna. Se volete legarlo a voi, io sono a vostra completa disposizione, perché sono in possesso di una ritualistica infallibile, però non, giustamente bisogna prima ad analizzare il caso per vedere se si può intervenire oppure no. Quindi contattatemi in privato e ne possiamo parlare, verificare e dirvi quando vi costa, perché la magia è un lusso. La magia è un lusso. Non pensate che chiamando a me non mi prendo niente. Io mi prendo pagato profumatamente, perché il sottoscritto è una persona coerente, è una persona che non è un qua, è solo una persona seria. Quindi, perciò dico, quando parlate con me, posso darvi sicurezza, chiarimenti su qualsiasi tipo di problema, però bisogna parlarne. Quindi chiamandomi e informarvi del tutto non vi costa niente, non è un pecco, non vi mangio, è un fatto umano. Se tra di voi c'è ancora qualche umano, attenzione, perché mi sa che l'umani vanno fannella. Pronto, vediamo le prossime chiamate. Il telefono a posto, potete chiamare. Telefono libero. Pronto, buonasera. Buonasera. Siamo della Sicilia, ascolti, volevo sapere qualcosa su di me. Qualcosa? Cosa? Perché sono sempre nervosa. Ok. Quanti anni c'ha? Che segno è? Ho 46, Leone. Mi fermi quando vuole. Ok. Va bene. Sì, un attimo solo. Sì. Signora, lei che sta sempre nervosa, sa anche perché sta nervosa. Perché io vedo nella sua mente un ricordo che la fa soffrire. Un ricordo di che cosa? E lo sa lei questo. Io qua vedo che lei ha nella mente un continuo pensiero che la fa stare agitata, nervosa. Qual è questo pensiero? Io sono nervosa perché magari penso ai miei figli, magari li voglio sistemati, questo è. È questo il pensiero. Lei ha questi continui pensieri, no? Sì, penso sempre a questo qua sui miei figli, che li voglio bene sistemati. E io che cosa ho detto, signora? Infatti, sì. Questo. E infatti sono sempre nervosa, sempre che tremo, sempre con l'ansia. Allora, mi stia a sentire, signora. Nella vita bisogna mai piangersi addosso. Sì. Bisogna pensare sempre a positivo, perché se lei pensa a negativo, lei si attira su di sé la negatività e sta nervosa e agitata. Quindi lei deve pensare a positivo per i suoi figli, per la sua famiglia,
devi pensare le cose positive, per così facendo lei avrà positività. Chiaro? Sì, io delle volte mi alzo così nervosa che penso magari dico ma ho qualcosa, sto male, io non lo so. Signora, non c'è niente, signora. Ok. Si fidi, non c'è niente. Grazie, gentilissimo. Non pensa a nessuno, non c'è niente di niente. Grazie, veramente, gentilissimo. Arrivederci e occhi aperti da chi si fa consultare. Arrivederci. Grazie mille, arrivederci. Ciao Tatiana, buon pomeriggio. La signora è un'altra che si è fatto fare le carte, l'hanno impressionato, lei c'ha la fattura e la signora sta sempre nervosa. Ah, mannaggia, non ce la faccio più. In questo mondo cattivo. E va bene. Salutiamo tutti gli amici che ci seguono da YouTube. È entrata anche l'amica Tatiana. Ciao Tati. Mondo cattivo. Allora, per tutti quelli che vogliono un consulto in privato riservatamente, possono tranquillamente contattarmi tramite WhatsApp, consulti in privato senza limiti di tempo, nel modo riservatissimo. Il costo è di 30 euro. Lo so, non è per tutti, ma purtroppo io in privato ci lavoro e quindi non posso fare diversamente. Ok? Quindi per tutti quelli che vogliono consulti riservatamente in privato, dove potete farmi più domande, dove possiamo approfondire di più il vostro problema e cercare di trovare una giusta soluzione per risolvere il vostro problema, in privato è possibile farlo. In questa live è del tutto gratuito, però giustamente ci dobbiamo attenere a delle regole e quindi non possiamo parlare di tutto. Ecco il motivo perché dico sempre, per cose serie, per cose veramente serie e delicate da poter risolvere o da poter capire, potete tranquillamente contattarmi in privato. Ok? Vi ricordo che ogni giorno, dal lunedì al sabato, potete seguirmi in questa mia live su TikTok, ok? Per problemi che vi riguardano. Quando non mi vedete in live è perché probabilmente ho motivi di lavoro in privato e quindi non posso venire in live. Questo può anche succedere durante la settimana, come no, può anche succedere, ma anche per far sì di non far diventare un'abitudine, un abitué questa live, perché mi sa che questa live sta diventando un abitué. Persone che aspettano per avere una consulenza e tutto finisce lì. Ma siccome io sono uno che mangio pure io, sono uno che lavoro, questo è il mio settore, il mio unico lavoro, e quindi non mi va di spassarvi tutti i giorni e la cosa la sto un po' valutando, sinceramente. Come vedete, non accetto donazione, non accetto niente, quindi non
sto prendendo, voglio dire, in considerazione sta cosa, quindi per il momento vi sto facendo vedere chi sono io e quali sono le mie qualità. Poi un giorno può darsi anche che decido di riposarmi un po' e dico chi mi vuole, sto in privato o mi viene a trovare da vicino o pago il consulto e glielo facciamo telefonicamente. Se no, come vedete, ci sono tanti lupi in agguato, fatevi fregare, fatevi derubare, fatevi ingannare, fatevi truffare, fatevi impaurire, fatevi convincere che avete una fattura, fatevi convincere che avete un maleficio, fate tutto quello che volete. In questa mia live si parla solo di cose reali, dove la gente viene trattata con guanti bianchi e lo sto dimostrando in tutti i modi. Ma si dice dalle mie parti, a lavare capo ciucce, perde l'acqua e il sapone. Lo traduco in italiano. A lavare la testa all'asino si perde sia l'acqua che il sapone. È così. Oh no, Ciccio, è come dico io? Aspettiamo qualche altra telefonata prima di salutarci. Tatiana, che dice? A me è successo che mi hanno detto di tutto e di più, ma io ho ascoltato il mio sesto senso e quello non mente mai e poi mai. È chiaro, Tatiana. A volte abbiamo la mente che mente. È vero, è vero, è vero, è vero. Carissima Tatiana. Grazie Ciccio. Sono solo un saggio e quindi amo dire le cose come stanno. La gente deve sapere che è amante di chi glielo mette a quel servizio, volgarmente parlando. Maestro, che brutta storia quella, la mamma che ha fatto male a quella povera bambina. E vabbè Ciccio, siamo inutile, ormai l'essere umano si è imbastardito, lo dico sempre, l'essere umano fa paura. Credimi, io cerco di evitare di avere a che fare con le persone, quando più poco ci posso avere a che fare, perché non mi trovo più ad avere a che fare con le persone, perché le persone si sono ingattivite, c'è cattiveria ovunque, troppa cattiveria, troppa falsità, ed questo lo si respira intorno a ognuno di noi, nell'aria. Le persone magari gli parli, ti guardano con lo sguardo smarrito, ma non ti seguono con la mente. Se gli vai a chiedere che hai detto, non ti hanno capito, non sanno nemmeno di quello che tu stavi parlando. Pronto? E questo è cattivo segno. Salve, prego. Buonasera maestro, chiamo dalla provincia di Viterbo, maestro. Ascolti, io sono del 30 settembre, sono della Bilancia, sono nato il 30 settembre, sì. Sì. Mi dica. Ho 54 anni. Sì. Volevo sapere qualcosa su di me. Allora, una domanda precisa. Ma l'amore. Allora, c'è una compagna? No, nessuno, maestro. Ah, quindi dobbiamo vedere se trovi la persona giusta. Esatto, maestro, esatto. E chi te lo fa fare? Non si trova, va bene lo stesso, maestro. Brava, chi te lo fa fare? Stai così bello solo. Come dice sempre lei, non è che si muore. No, è perché poi ti devi mettere i pensieri in testa, se questa ti fa le corna, se ti lascia, se no... Grande maestro. Allora, mi fermi quando vuoi. Sì. Stop. Ok.
Sì, mi esce la carta di un nuovo incontro, di un nuovo amore, una persona che non conosce ancora. Perfetto. E è molto vicino questo incontro. Io penso che tutto il mese di luglio questa persona la incontrerai. Nel mese di luglio, vabbè, poi se agosto, settembre uguale. È una che non conosci ancora comunque. Perfetto, maestro, Ok? perfetto. La ringrazio, è stato gentilissimo, maestro. Arrivederci. La seguo sempre su YouTube, maestro. Grazie di cuore, grazie. Buona serata, maestro. Buona serata. Buona serata, grazie. Prego. Eccoci qua, ringraziamo l'amico. E quindi, come dicevo io, la cattiveria è ovunque. L'essere umano, con l'arrivo del Covid, si è finito di scemonire. Il Covid ha influito molto, tenendo le persone chiuse in casa, persone impaurite che venivano infettate, quindi si sono talmente imbastardite, talmente impaurite che non se ne può più avere a che fare con le persone. Allora, ormai non si socializza, sì, non si socializza più, ma nemmeno per strada, vedi, talmente che si sono abituati che si spostano quando camminano a piedi, cioè è diventata un'abitudine di ognuno di noi, quindi non si socializza, non si parla più, non c'è più niente di niente, ormai siamo diventati zero, quindi di che vogliamo parlare? Quindi non c'è più niente. E vabbè, salutiamoci qua. Anche oggi abbiamo fatto in modo di dare un po' di spiegazione a tutti voi, ma come vedete, ancora una volta dico che siete persone che veramente mi state deludendo. Perché dico questo? Perché, come vedete, siamo a 22 persone in linea. Stop alle chiamate. Siamo a 22 persone in linea. Ciò cosa vuol dire? Che non mi seguite. Io le cose le vado a valutare. Non mi seguite perché amate seguire la mia live, ma mi seguite per cazzi vostri, perché dopo aver fatto il consulto ve ne uscite dalla live e andate a chiamare qualcun altro. Fate il giro, siete persone malate mentalmente, che fate questo dalla mattina in H24, dalla mattina alla sera. Ecco perché io sto valutando molto bene le mie cose e quindi non amo fare le live per soddisfare le vostre esigenze, quindi prima o poi vi mando a fanculo a tutti, faccio prima perché sono una persona onesta e non mi piace deludervi ed essere prese per il culo, è chiaro? Quindi vi lascio in bocca ai lupi a farvi sbranare, quindi per me non è il mio modo di lavorare, quindi prima o poi ve l'ho detto che faccio. Non è da me, ma purtroppo, ahimè. Però sappiate che uno come me non lo trovate in questo social. Ci sarò sempre, sicuramente. Farò il possibile di non farmi vincere dal mio subconscio. Quindi quando non mi vedrete più vuol dire che mi sono rotto l'anima e vuol dire che vi ho schifato, detto napoletanamente. Ok? Perché non amo truffare le persone e non amo ingannare nessuno. Che già fa. È più forte di me, perché sono 45 anni e ci metto la faccia da 45 anni, quindi non posso bruciare la mia immagine, il mio personaggio per tanti di voi qua. Ok?
Allora, grazie Ciccio. Andiamo a salutare gli amici che ci seguono da YouTube. Ciao a tutti da YouTube.